Regione del Veneto, Sistema Camerale Veneto, Confindustria Veneto Est e Confartigianato Imprese Veneto. Una grande squadra, un unico grande progetto con lo scopo di supportare e valorizzare i molti imprenditori del settore calzature e comparto pelle. Le due realtà produttive eccellenze made in Veneto erano presenti insieme in questi giorni a Rho Fiera Milano, al MICAM, il Salone Internazionale della Scarpa, che si è concluso mercoledì 22 febbraio, e Linea Pelle, la più importante fiera internazionale sulla pelle, in scena da martedì 21 a giovedì 23 febbraio 2023. L'importanza è quella di potersi riproporre oggi in un momento in cui le fiere ritornano in voga per la possibilità di attrarre di nuovo gli buyer internazionali e quindi dare scena, dare un palcoscenico alle imprese che si vogliono lanciare sui mercati globali. L'azione di supporto, seguendo materialmente durante eventi internazionali anche fuori dai propri confini le imprese venete, non è certo una novità per la Regione, ma lo è questo particolare progetto che ha unificato le due realtà sotto un'unica grande regia. Abbiamo più di 600 aziende occupate in questo settore, intendendo non soltanto aziende conciarie ma anche produttori di macchine per conceria, chimici, aziende chimiche, aziende che trattano i sottoprodotti, quindi tutta la filiera della pelle. Abbiamo più di 12.000 addetti in questo settore, 3 miliardi di euro di fatturato, quindi un settore assolutamente importante che comunque anche in questo momento abbastanza complesso sta cercando di gettare le basi per il futuro, cercando di puntare sulla sostenibilità. Davvero vincente inoltre l'idea di offrire un pranzo dedicato agli imprenditori veneti presenti nei due saloni espositivi e ai loro ospiti internazionali presso la sala Clubhouse del centro servizi del quartiere fieristico. Un momento conviviale, l'occasione giusta per un confronto tra aziende venete in cui condividere esperienze, strategie o, come in molti casi, stringere collaborazioni. Oggi per esempio abbiamo partecipato a questo launch che ci ha generosamente offerto la Regione e dove c'è proprio stato un punto di incontro tra diversi imprenditori veneti, tra qualcuno ci si conosce anche, e abbiamo visto che questo modo di integrarsi, la coordinazione con un supporto di un ente importante come la Regione sicuramente aiuta anche a noi a progredire nell'interesse di tutti. Certamente la Regione ci dà sempre un grande supporto, il Presidente Zaia è sempre un grande supporter del tessuto industriale veneto e quindi la presenza si sente forte. Ringraziamo tra l'altro oggi che abbiamo potuto anche usufruire di questo spazio che la Regione Veneto, unica tra le varie regioni d'Italia, ci ha offerto e quindi la liaison è perfetta, direi. Al timone a coordinare il successo del progetto per conto della Regione Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, che per l'intera durata dei due saloni espositivi ha distribuito materiale informativo, elargito consigli alle imprese attraverso strategie per far rete al fine di conquistare con i prodotti veneti il mercato estero, ma non solo. Attraverso la presenza dei due stand regionali, il Veneto ha mostrato al mondo le proprie bellezze paesaggistiche e l'ampia offerta culturale.